Buongiorno amici montanari, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi passeggiata un po' tanto tranquilla, perché adesso lo scoprirete. Intanto con noi oggi c'è anche Nicola, l'avete già visto in altri video e un grande ritorno. Ray è tornato in montagna, ma solo per questo micro giretto, solo perché a lui piace, poverino, e quindi una passeggiatina ogni tanto. Dove ci troviamo? Siamo in Cansiglio, appena, scusate un po' il fiatone, lasciata la macchina giù sulla strada principale, poi vi lascio le coordinate GPS e stiamo andando così un'oretta di passeggiata verso la caserra Col de Pez, giusto per sgranchirci le gambe e perché oggi vorrei provare un regalo. Pochi giorni fa ho compiuto gli anni e degli amici, Mirko e Lucia, mi hanno regalato un barbecue portatile da campeggio e sono curioso di provarlo. Adesso andiamo là, il tempo dovrebbe tenere, accendiamo un po' il fuoco, ci facciamo la carnina, vi faccio vedere il barbecue e basta. Noi continuiamo a camminare e ci vediamo lungo il percorso.
Eccoci amici montanari, stiamo rientrando, il meteo comincia un pochettino a peggiorare e prima di prenderci la pioggia ce ne torniamo all'auto. Come avete visto, giro proprio easy, strada forestale interamente, un'oretta di camminata fino alla casera Col de Pez, che non è segnata in carta tabacco, e vediamo, magari vi lascio le coordinate qua sotto. E abbiamo provato questo magnifico barbecue portatile, devo dire molto comodo. Allora, pesante, comincio a sentire qualche goccia, pesante da portare sulle spalle, quindi non è uno strumento che uno si porta via per un trekking lungo, però da tenere in macchina o nel camper o così per farsi qualche breve camminata, fermarsi e farsi la grigliatina, devo dire che va molto bene. Occupa poco spazio, si monta facilmente. Noi abbiamo usato carbonella principalmente perché per questioni di tempo, ma si può usare anche ovviamente con la legna e funziona bene. Cucinare dipende dalle vostre capacità, però in generale devo dire che è un bel oggettino. Grazie Mirko, grazie Lucia. Vi lascio il link al barbecue, lo trovate su Amazon, ve lo lascio qui sotto, così se vi va potete andare ad acquistarlo. Noi ora con calma ce ne torniamo alla macchina e niente, dopo questo breve video vi salutiamo, io e Nicola, ciao che è là dietro, e come sempre ciao montanari, buona montagna a tutti, e ciao anche da Ray che si è divertito un sacchissimo.